bergamaschi e bresciani sapranno mettere da parte la loro rivalità e campanilismo per essere capitale della cultura? Questi due popoli conoscono davvero la loro storia, monumenti, personaggi, tradizioni gli uni degli altri? Amici, andrà alla scoperta di tutto questo in modo scanzonato e leggero. Iniziamo con due grandi personaggi, uno bergamasco e uno bresciano, che a modo loro hanno rivoluzionato la Chiesa. In alto Papa Giovanni XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli, il Papa buono ma pure tenace e determinato, nato a Sottomonte nel 1881 e morto nel 1963. In basso Papa Paolo VI, Giovanni Battista Montini, il Papa che ha concluso il Concilio Vaticano II, nato a Concesio nel 1897 e morto nel 1978. Sigla. Brescia e Bergamo e Brescia, che bellezza che ne sei. Bene amici, con due bergamasche, vero? Io ho bisogno di bergamaschi. Tu ti chiami? Paola. Paola, e la sorella si chiama? Lidia. Che non è la sorella, eh? Grazie della sorella, grazie. E allora io vi faccio vedere un'immagine di un personaggio bresciano, perché ai bergamaschi chiediamo personaggi, luoghi, bresciani. E ai bresciani invece qualcosa di bergamasco, perché sapete... Bresciani solo Renga. Prego? Renga al massimo dei bresciani. Il cantante, vai ai concerti? Certo. Vabbè, vedi che c'è già un motivo di orgoglio per noi bresciani e magari qualcosa anche di orgoglio per voi bergamaschi. Allora, questo non è Renga, ma tu lo conosci questo personaggio bresciano? No, non lo conosco. Beh, ma è vestito no da bersagliera, no? No, vabbè, sì, sarà un sacerdote. Un sacerdote. È il Papa. Papa quale? Non so se Luciani, Montini, non lo so. No. Montini. Papa Montini, eh sì, Papa Paolo VI. Giambattista Montini, che ha seguito un Papa bergamasco. Ci sono stati 33 giorni di Papa Luciani, però prima c'era Papa Roncalli. Sentite, com'è sta cosa di anno della cultura, capitale della cultura Bergamo-Brescia? Come la vivete? Giulia, tu che dici? Sei al corrente di questa cosa? Sì, penso che sia una cosa importante, soprattutto per i giovani che hanno modo a che fare con la cultura e di essere coinvolti. Ecco, lei è fidanzata, figlioletta? Sì. Sei fidanzata con un bergamasco? No, Con chi? con un siciliano. Quello è. Ma in casa, signora, come l'avrebbe presa se avesse trovato un fidanzato bresciano? Benissimo, l'unica cosa appunto mi piace per il fatto che la vicinanza, ecco, il lontano è sempre un po' un problema, però benissimo bresciano, bergamasco, milanese. Tu conosci Brescia? Non ci sono mai stata. Come? No, non ci siamo mai state. Proprio Brescia no, ci passiamo, ci andiamo su Garda, cioè Brescia centro no, è tanto che dico che ci voglio andare una volta a vedere la piazza famosa della Loggia. Vi aspettiamo allora, va bene? E vieni con mamma o col fidanzato, con chi ne vuoi? Va bene, quando verrà. Adesso andiamo a Brescia. Ed eccoci a Brescia, abbiamo bisogno di un bresciano. Lei è bresciano? Bresciano di nascita e di generazione. Allora quello che ci vuole. Senta, le faccio vedere questa immagine, lo riconosce? Questo qua è il Papa buono, Papa Giovanni XXIII. Lei lo ricorda? Cosa ricorda? Ricordo quando gli hanno fatto gli auguri di buon compleanno, che erano comunque hanno detto appunto 100 giorni di questi auguri e per 100 giorni di questa ricorrenza. Vi fa no, non diamo limiti alla provvidenza, mi ricordo questo. E poi mi ricordo la bontà, cioè dava proprio il segno di bontà. Senti, lei come si chiama? Piero? Piero, ma lei in quest'anno di cultura, sa che siamo capitale della cultura, Brescia-Bergamo, secondo lei esiste questa rivalità tra bresciani e bergamaschi oppure no? Certo che esiste. È uno di quelli che la fomenta o che tenta di sedarla? No, non la fomento, però la mantengo. Vabbè, allora mandiamo un saluto o in italiano o in dialetto bresciano agli amici bergamaschi. Siete forti e siamo forti, dobbiamo essere sempre comunque all'altezza della situazione come lo siamo sempre stati. Grande Piero, conciliazione, arrivederci, ciao a tutti, alla prossima. Ciao, grazie. Brescia e Bergamo e Brescia, che bellezza che ne sei.